Abbiamo parlato con l'assessore alle attività produttive dell'importanza in un momento tra l'altro come quello che dal punto di vista economico attraversiamo non soltanto in provincia di Siracusa, di valorizzare i prodotti tipici del territorio, il commercio che magari è legato all'enogastronomia, tutto quello che ha a che fare con il territorio, da portare avanti anche con le unghie e con i denti. Sicuramente noi come Confcommercio da anni siamo su questa lunghezza d'onda e quindi non possiamo che non condividere questo pensiero. Ora siamo presenti in questa manifestazione dove i prodotti del territorio vanno sì portati avanti, ma ai prodotti bisogna aggiungere la qualità e quindi il servizio e pertanto una manifestazione come questa qua è un confronto, è anche una crescita, è anche un momento formativo perché si incontrano diversi ragazzi di estrazione diversa dal punto di vista formativo, quindi con scuole diverse, e in questo momento di incontro può essere sicuramente una crescita. Già siamo stati presenti anche nelle precedenti manifestazioni e sono convinto che il binomio qualità, formazione, professionalità insieme a dei prodotti di qualità pagano. Territorio, la parola territorio richiama anche, non so, all'importanza del negozio di vicinato che si sta recuperando anche dal punto di vista del cliente rispetto a un periodo in cui guardare in grande sembrava meglio che guardare in buono. Sicuramente, però i numeri ancora non ci danno ragione. L'indirizzo sicuramente è questo qua, il consumatore ha capito che il negozio di vicinato è un negozio che oltre a dare un bene dà anche un servizio, c'è anche una tradizione perché spesso sono storici, c'è un servizio post vendita, c'è un'accessibilità immediata. Il problema è che la concentrazione di determinate attività ristorative in alcuni quartieri della città hanno penalizzato la distribuzione proprio dei negozi di vicinato. Questo perché purtroppo siamo in assenza di un piano urbanistica commerciale che da anni richiediamo e che spero che arrivi prima o poi.